Buongiorno e benvenuti al meteo di Che tempo fa. Vediamo ora l'aggiornamento di domani sulla nostra penisola. L'estate è un po' in stand-by con un po' di pioggia sul settentrione, ma vediamo nel dettaglio. Al nord cielo in prevalenza coperto con piogge su Liguria, Trentino Alto Adige e Veneto, più intense sulla Lombardia. Altrove nuvolosità variabile, le temperature rimangono stabili. Al centro cielo in prevalenza nuvoloso su Lazio e Molise, nubi alternate a rampie schiarite sulle restanti regioni. Temperature stazionarie e venti deboli o moderati tra sud-est e ovest. Al sud cielo molto nuvoloso sulla Calabria, qualche nuvola mattutina sulle altre regioni, che lasceranno poi il posto ad un sole caldo, clima quasi estivo, massime di 34 gradi in Calabria. Diamo uno sguardo alle isole. In Sicilia cielo soleggiato in prevalenza, tranne qualche nuvola nella mattinata. Le temperature rimangono stabili. Saliamo in Sardegna. Anche qui tempo stabile e soleggiato su tutta l'isola, temperature massime in aumento fino a 32 gradi. I venti saranno deboli o moderati tra sud-est e ovest, moderati tra nord-ovest e sud-ovest. Molto mosso il Tirreno centrale, da poco mossi e mossi gli altri mari. Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento a domani, buona giornata.